1001, 1002. Ecco, siamo a Pesaris e questa è la prima foto del borgo, anzi il primo negativo. Ho fatto esposizione 2 secondi a f36. La cosa incredibile è che la seconda foto che ho fatto l'anno scorso è ancora qua, fatta con la minutera. Ecco, in questo caso allora l'esposizione è a f22, sempre 2 secondi. Ho appena sviluppato la seconda foto, vediamo se si riesce a vedere qualcosa. No, ma adesso però possiamo accendere la luce. E anche qui la foto dello scorso anno fatta con la minutera è ancora presente. Adesso vediamo, mettiamo il fuoco, mettiamo lo chassis, la campa. Più o meno dovremmo essere qui. Togliamo il vetro, mettiamo si è anche spostato tutto qua, non era agganciato, bene, mettiamo dentro. Ma che meraviglia! È bello vedere queste cose. Ma che meraviglia! Bene, adesso guardiamo un momento i negativi. Sono venuti proprio bene. Inizierò da quello più a destra qua, la prima foto che ho fatto, poi ci saranno i nani, poi ci sarà l'agriturismo qua e le ultime due. Ecco qua la stampa delle foto, direi abbastanza bene. Adesso rimetto il bioadesivo e li porto al loro posto.
dove sono state scattate. Bene, adesso andiamo a posizionare la prima foto, vediamo un po'. La prima foto è questa qua, per cui la mettiamo qua, direi, e qua, e qua. Adesso andiamo a mettere la seconda foto, che è quella dei nani, e la possiamo mettere sotto a quella vecchia che ho fatto con la minutera, che è ancora qui. Vediamo se riesco a metterla qua, si attacca. Bene, adesso andiamo a posizionare quella dell'agriturismo. Ecco qua, questa la mettiamo qua, ecco, e qua abbiamo posizionato quella di quest'anno sotto quella dell'anno scorso fatta con la minutera piccola. Adesso andiamo a mettere questa nello stabolo, che è proprio questo, al centro qua. Potremmo metterla qua, qui. Bene, adesso andiamo a mettere l'ultima, che è questa. Non la mettiamo proprio davanti perché non c'è nessuna superficie per il biadesivo, non la mettiamo qui.